Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Padana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Fertitav. Padana Sementi. Per un prato sempre al top. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. I Colli Iberici, uno scorcio di Gambellara, siamo nel Vicentino, benvenuti a un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Perché siamo qui? Perché vi vogliamo raccontare due storie. La prima, quella dell'unione che fa la forza, una cosa che in agricoltura è difficile da trovare, è difficile riuscire a trovare agricoltori che riescono ad andare d'accordo con altri. E qui invece vi dimostreremo come in ben due casi fondersi significa acquisire nuovi mercati e soprattutto avere più forza all'interno della propria attività. E poi naturalmente parleremo anche di un altro tema, quello di un salvadanaio davvero particolare, un salvadanaio che aiuta l'agricoltura ad essere più ecosostenibile. Però cominciamo con Filippo Codato, un volto che noi riconosciamo già, direttore di Condifesa Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, perché ci ha portato qui nel Vicentino? Siamo venuti a Vicenza perché da più di un anno Condifesa Treviso si è fusa con Condifesa Vicenza per creare proprio Condifesa TVB, e vi presento il referente territoriale e coordinatore della nostra attività su Vicenza, Alessio Perrone. Ma perché l'avete fatto? L'abbiamo fatto perché proprio l'unione fa la forza e piccole realtà non riescono più a rispondere alle esigenze di investimento, di crescita che l'agricoltura ci richiede. Grazie a Filippo Codato, lo vedremo alla fine di questa puntata e andiamo invece ad Alessio Perrone. Buongiorno. Buongiorno. Senta, perché in tutto il Vicentino ci ha portato qui a Gambellara, alla catena sociale che però ha un altro nome? Sì, perché come abbiamo fatto noi del consorzio Treviso Vicenza Belluno, anche questa cantina con l'unione degli agricoltori è riuscita ad essere un perfetto esempio di aggregazione, di unione e di come le energie possono essere a favore di un risultato finale eccellente. Bene, però con Difesa parleremo anche di un salvadanaio, tutto questo naturalmente dopo i titoli. Dai fondi a sostegno della viticoltura anche contro gli attacchi funginei a quelli studiati per il settore cerealicolo, con il Condifesa di Treviso, Belluno e Vicenza raccontiamo due esempi di tutela economica dell'agricoltura veneta. Bilancio disastroso per l'olivicoltura trevigiana, crollo della produzione fino al 95% dopo un 2018 eccellente. Quest'anno tanti olivicoltori non mettono neppure le reti a terra per la raccolta perché il prodotto è davvero pochissimo. Non è una rapa e di lei si mangiava tutto, dalle foglie alla radice. A Solagna lungo la Valsugana riscopriamo la ravissa, pianta che veniva seminata dopo la raccolta del tabacco e serviva come sostegno alimentare nell'inverno tra il Grappa e il Brenta. Nessuna accortezza se non un angolo al riparo dal sole e a forte umidità. Con Adriano Favaretto i consigli per una piccola fungaia in casa per avere sempre dei cipi di sbrise pronti da far saltare in padella. Quando la fatica del seminare si coniugava con l'ingegno contadino, ecco la seminatrice manuale raccontata da Aldo Cescon, che ci ricorda anche il San Martino quando nelle nebbie autunnali i carri colmi di masserizie segnavano la fine dei contratti agrari e la tristezza degli sfratti dalle campagne. Alessio Perrone, ma io quando vengo qui a Gambellara vedo scritta Cantina Sociale di Gambellara. Cosa c'entra questa storia con le fusioni? Sì, infatti a proposito di fusioni nel territorio vicentino, questa è una bellissima realtà, la Cantina di Gambellara, che da poco è venuta a far parte di un gruppo molto più grande, molto più importante, che è Cantine Vitevis. Questo nuovo gruppo comprende due realtà strutturate di Vicenza, che sono la cantina ex Colli Vicentini, che copriva circa 1500 ettari di vigneto, poi la cantina di Gambellara, che ha circa 600 ettari di vigneto, e la cantina di Malo, cantina Valleugara di Malo, che è una piccola realtà con circa 1500 quintali d'uva. Voi avete fatto un'ultima acquisizione. Noi partiamo dal Garda con il Custozza, con il Lugana, con del Valpolicella,
fino, come le dicevo prima, fino ad arrivare sul Piave con l'Asolo di OCG. Senta, ma qual è il segreto per andare d'accordo? Bella domanda, bella domanda. Penso cercare di lavorare tutti assieme per un obiettivo comune, la salvaguardia del territorio unita alla redditività delle aziende agricole. Va bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per le notizie dell'agricoltura e poi continueremo qui da Vitevis. Crollo della produzione fino al 95%. Per il territorio trevigiano la stagione delle olive si chiuderà con il bilancio più disastroso degli ultimi anni. Oltre al fenomeno del disseccamento della cascola che da alcuni anni colpisce una vasta area del nord-est, quest'anno le piante hanno subito un meteo avverso proprio nel periodo della fioritura. Dopo un 2018 eccellente, quest'anno tanti olivicoltori non mettono neppure le reti a terra per la raccolta, perché il prodotto è davvero scarso. Più che raddoppiati negli ultimi 10 anni, salgono a 2 milioni i cinghiali in Italia. È quanto stima la Coldiretti in occasione del blitz davanti a Montecitorio a Roma di migliaia di agricoltori, allevatori, cittadini, esponenti istituzionali e ambientalisti contro l'invasione dei cinghiali e degli animali selvatici. Tra loro rappresentanze dai colli euganei e berici e dalla pedemontana del Grappa, dove l'invasione continua a causare danni devastanti per le coltivazioni ma anche per l'ambiente. E proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del problema, gli agricoltori hanno provocatoriamente portato ai deputati un pentolone gigante di polenta e di spezzatino di cinghiale, oltre a cartelli con le foto degli incidenti provocati sulle strade e dei danni nelle campagne. La regione sosterrà le colture gravemente danneggiate dalla cimice asiatica. La giunta regionale ha stabilito le modalità di calcolo e assegnazione del fondo di emergenza di oltre 3 milioni di euro stanziato nel bilancio 2019. I danni denunciati dagli agricoltori veneti sono stimati tra gli 80 e i 100 milioni di euro per l'intero comparto frutticolo. È un primo aiuto emergenziale per soccorrere i frutticoltori che hanno subito, a causa della cimice marmorata, danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile. I risarcimenti saranno ripartiti in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto, sino ad un massimo dell'80% del danno subito. Guardate che bellezza d'uva. Antonio Isiato, che cos'è? Questa è Garganega, questa è l'uva del territorio. Questa è un'uva che si presta all'appassimento e qui riusciamo a produrre un prodotto di eccellenza che è il Recioto di Gambellara. Questo è l'appassimento, questi sono i picai ed è l'appassimento diciamo così storico, l'appassimento tradizionale. Poi chiaramente adesso viene fatta anche in maniera più industriale perché non si può fare completamente così. Parliamo di mercato. Perché abbiamo una gamma ampia di prodotti. Noi abbiamo scelto di certificare le nostre produzioni. Le certifichiamo attraverso il marchio SQNP, per chi non lo conosce è la pina che vedete nelle bottiglie. Ci stiamo anche portando verso la certificazione del biologico. Noi vogliamo portare avanti nuove strade condivise e vogliamo puntare a dare al consumatore un prodotto di eccellenza, anche sotto il punto di vista ambientale. Ecco, proprio per questo fare biologico però a volte il rischio aumenta. Certo, il rischio aumenta molto perché abbiamo a disposizione una serie di prodotti molto inferiori rispetto a quello che è l'agricoltura convenzionale. E allora come fare per essere sicuri che poi a fine anno qualche soldino in tasca rimane per vivere? Allora, noi cerchiamo di mettere in pratica tutte le buone pratiche agricole. Dopodiché abbiamo anche la fortuna di avere un consorzio di difesa. Il consorzio di difesa, oltre ad assicurarci di avere le migliori condizioni per quel che riguarda le assicurazioni grandine, negli ultimi anni ha messo in piedi un sistema estremamente interessante che sono i fondi mutualistici, che vanno a intervenire dove le assicurazioni decidono di non prendersi il rischio. I fondi mutualistici cosa sono? Sono semplicemente dei soldi che gli agricoltori mettono per avere un salvadanaio che nel momento di crisi possa essere usato per salvaguardare il proprio reddito. Allora adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi continueremo parlando di quel secondo argomento di cui avevo accennato, ovvero il salvadanaio in agricoltura. Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggeri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi,
Making Better City. Guardate qua, tutto Recioto in barrique, seconda parte di Agricoltura Veneta, siamo a Gambellara all'interno delle cantine Vitevis e stiamo parlando di unione che fa la forza, quindi di fusioni positive, ma anche di un salvadanaio a tutela di un'agricoltura più ecosostenibile. Siamo con Antonio Isiatto, che oltre ad essere produttore è anche socio e anche soprattutto consigliere di Condifesa. Che cos'è questo, diciamo, salvadanaio che ho chiamato impropriamente così? Un fondo mutualistico che aiuta gli agricoltori, soprattutto gli agricoltori che decidono di intraprendere un'agricoltura più sostenibile, ad avere un paracadute. In che senso paracadute? Paracadute nel senso che io, dopo aver messo tutte le mie professionalità per cercare di avere un prodotto ottimale, però le condizioni meteo non me lo permettono, questo fondo mi aiuta a salvaguardare il mio reddito. Funziona così. Allora, ogni agricoltore mette una piccola quota, diciamo tra i 10 e i 20 euro, nel caso che io non riesca a salvare il prodotto, mi viene risarcito il danno che ho avuto. I fondi mutualistici nati nel 2010 inizialmente agivano solamente sul mal dell'esca, sulle strutture e sugli animali selvatici. Con la possibilità da quest'anno di avere un contributo comunitario del 70% della comunità economica europea, questo ci ha permesso di allargarli e di poter risarcire anche le fitopatie, quindi peronospora, oidio, botrite e problemi di virosi e mal dell'esca. Va bene, noi adesso invece ci fermiamo un attimo con i consigli del nostro Adriano Favaretto e visto che prima abbiamo parlato di fitopatie, adesso invece parliamo di funghi, ma quelli buoni, quelli che mangiamo. Giornate uggiose, giornate di autunno, giornate da funghi. Per chi piace andare lungo le rive, lungo i fossati nelle nostre campagne a trovare funghi, ciodetti, sbrise e via discorrendo, finché una volta. Però che c'è anche chi che per salute o non ha tempo o cosa non può. Che c'è delle industrie, che c'è degli artigiani che fanno queste baie, confezione queste baie e dentro che c'è espore dei funghi. Qua che abbiamo un esempio di una balla dove che viene fuori il Pleurotus, meglio conosciuto come sbrise, i geloni. Questa non ha nessuna paura. Questa roba qua si trova dove chi vende roba agricola, consorzi, chi che ha il giardino, le mette, come che so io farmi adesso, le mette sotto dei cespugli, in fianco dei cespugli, all'umido proprio, che c'appe l'acquasso, che c'appe umidità, e non occorre fare altro. Si fa un po' rialzare a terra, diciamo, se vuoi dare una springata di acqua ogni tanto leggera, va dentro su questi forellini qua, non vanno aperte, si arrangia tutto da solo, basta solo raccogliere. Va avanti fino a gennaio, febbraio e anche avanti ancora, provate per credere. Ho una roba per cui che va a funghi. Giusto che ha tempo, che cosa, ma se stare su, che non stai in Natale, portare anche qui. Guardate quanto mais, una montagna di mais, anzi una cava di mais. Adesso Perrone, ma dove ci ha portato? E in realtà siamo all'interno di uno dei magazzini di Agriberica a Poiana Maggiore e adesso parleremo infatti di cosa fa Agriberica per avvicinarsi alle esigenze dei produttori di soia, mais, grano e quant'altro e di cosa anche possono fare i fondi mutualistici di Condifesa TVB proprio per queste tipologie di prodotto. Vedo una montagna di mais, siete ricchissimi qua. Beh, ricchissimi non è il termine giusto. Il mais è un prodotto della nostra zona assieme a grano e soia, cioè culture estensive, però non è una cultura attualmente che sta dando delle soddisfazioni economiche. Infatti abbiamo questa concorrenza dai paesi esteri che non ci lasciano valorizzare il nostro prodotto, che deve essere valorizzato per una filiera tutta italiana. Ecco, adesso noi proseguiremo a parlare del mais, ma non solo, dei seminativi con Agriberica. Per il momento invece ci fermiamo un attimo e andiamo fino a Solagna, dove andiamo a trovare una radice antica che viene riscoperta per la cucina. E queste qua cosa sono? Radice.
Questi sono semi di ravissa. Esatto. Ecco, ma questa è una storia tutta di Solagna, nel senso che solo qua c'è. Esatto, sì, Solagna. E lei è quello che le ha salvate di fatto, perché sennò la gente si dimentica. I nonni, i genitori, ora 100 anni, queste qua. Perché era visto che seminava in campagna i contadini per bestie, ma siete un'altra qualità. È un'altra delle tante storie che legano il nostro passato contadino alla fame e ai tanti rimedi per mettere qualcosa sulla tavola ogni giorno. In questo caso è una pianta particolare, che solo qui, all'imboccatura della Valsugana tra Grappa e Brenta, è stata coltivata per secoli e ora viene riscoperta. Questa verdura, anche se della famiglia della rapa, non è certamente un gusto simile alla rapa, piuttosto è vicina alla costa o allo spinacio. Da sola si mangia come un'erba cotta, però si mangia più facilmente e con più gusto con salsiccia, carne di maiale in genere o anche con le famose moglieche. Non proprio un'erba spontanea, ma il riutilizzo della terra tra una stagione e l'altra del tabacco. Si toglieva su il primo tabacco e dopo si metteva per solo, si cavava i gambugli e dopo nasiva una qua, una e fava le foglie grandi. Perché si coltivavano queste piante così? E chi gli piaceva? Perché c'era tanta fame. Beh, era fame, ma adesso non c'è più fame, ma gli piace ancora. E ha proprio ragione il nonno Sebastiano, uno dei decani di questo paese che da tempo punta alla sostenibilità ambientale come attività turistica, ed ora le ravisse rappresentano un'ulteriore occasione anche gastronomica. È assolutamente un prodotto tipico, talmente tipico che addirittura i paesi vicini qualche volta o qualcuno non lo conosce proprio. Vorremmo veramente portarlo alla conoscenza ovviamente di più persone possibili, di tutti, e portandolo ad essere un prodotto DECO, quindi di denominazione comunale. Presidente, e questo cos'è? Questo è frumento prodotto nella nostra zona. Buona quantità, però pochi soldi. Pochi soldi perché non siamo ancora riusciti a far passare il concetto che il prodotto deve rientrare in una filiera, perciò il consumatore finale deve sapere che anche l'alimento che utilizzano per l'allevamento zootecnico è un prodotto italiano. Se si va avanti così il mais subisce ha parecchie difficoltà nel continuare la coltivazione sia per il mais che per il frumento che abbiamo qui dietro e anche per la soia. Presidente, ci siamo spostati all'esterno qui della vostra cooperativa, lei è anche vicepresidente del Condifesa. Certo, ecco, io sono e in questo caso ad esempio che cosa offrite agli agricoltori che fanno cereicolo? Oltre alle normali polizze sulle avversità, alleghiamo, cioè uniamo una polizza di fondo mutualistico, che questo fondo è partito da 2010 assieme al Condifesa del Friuli Venezia Giulia e vanno a risarcire quello che le polizze normali, normali intendo le avversità atmosferiche, grandine, vento, pioggia, eccesso di pioggia, non risarciscono. È un fondo degli agricoltori, soldi degli agricoltori che vanno a ricompensare i danni, quando superano il 20%, a ricompensare i danni degli agricoltori stessi. Risarciamo i danni che eventuali attacchi di insetti provocano sulla cultura. Anche la aflatossina è un danno che può ridurre il prezzo del mais e noi quando questo danno supera il 20% lo risarciamo tramite i fondi mutualistici. Ringraziamo il Presidente Pierluigi Buratti, adesso noi ci fermiamo per le previsioni del tempo, dopodiché torneremo per le conclusioni. Come possiamo vedere c'è un'area di alte pressioni, quindi intensa, sull'Atlantico. Abbiamo poi una seconda area anticiclonica sull'Europa orientale, parliamo sulla Russia e verso est ancora. Nel centro, tra le due aree, abbiamo proprio una lingua depressionaria, quindi di bassa pressione, in cui si muovono agevolmente i sistemi perturbati provenienti dal nord Atlantico. Sarà uno scorrimento più lento, quindi gli effetti si prolungheranno quasi a tutta la prossima settimana, perché questa depressione, che normalmente scorre verso est, in questo caso è impedita nello scorrimento regolare proprio dalla presenza dell'anticiclone, che costituisce quasi un muro. Quindi ecco che gli effetti si ripetono e si prolungano. Per
domani per domenica abbiamo una pausa, quindi il momento migliore questo fine settimana. Infatti dopo il passaggio dell'ennesimo sistema perturbato avremo inizialmente in pianura qualche formazione di nebbie anche intense localmente, ma poi il sole avrà la meglio. Da lunedì la musica cambia, si approssimano altri sistemi perturbati, quindi aumento della copertura, precipitazioni sparse che a metà settimana potranno essere anche di una certa intensità, quindi siamo in un periodo naturalmente di autunno avanzato quasi invernale, quindi parliamo anche di neve, di precipitazioni nevose già a 1500, 1300, 1500 metri, quindi si approssima ormai un tipo di tempo invernale. Quindi ripeto, una settimana all'insegna del tempo instabile e a tratti spesso perturbato. I venti sono deboli dai quadranti orientali, quindi abbiamo avuto e avremo un abbassamento delle temperature, i valori minimi in pianura si avvicineranno ai 4 gradi, quindi piuttosto basse, le massime non cresceranno oltre i 12-13 gradi, con punte anche intorno ai 10 gradi. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico, normalmente viene da sé con questa situazione, il mare si presenterà l'Alto Adriatico mosso o molto mosso. È tutto. Filippo Codato, siamo ancora all'Agribelica. Senta, allora, un fondo per cercare di salvare il settore vitivinicolo abbiamo visto prima, un fondo per cercare di salvare, diciamo, la produzione nel settore cereicolo. Qual è che sta funzionando di più? Sicuramente quello più importante oggi è quello sull'ambito dei semini attivi, perché l'ambito viticolo ha già qualche carta in più per rimanere sul mercato, qui invece c'è bisogno di ogni strumento per sostenere questa realtà. Ecco, andiamo un po' più nello specifico, cioè io quando è che riesco ad avere un sostegno dal Condifesa in un eventuale attacco, in una perdita del prodotto? Come detto prima, quando l'agricoltore ha fatto tutto quello che è in suo potere per limitare i danni e ci sono perdite da elatteridi, diabrotica, notue, tutta una serie di insetti parassiti, oppure da alcuni patogeni fungini che generano le tossine, le alfa-tossine, le aflatossine eccetera, a quel punto lì il fondo indennizza le perdite di reddito derivanti da queste cause. Il salvadanaio era stato uno dei due temi di questa puntata, il secondo è la fusione, l'unione che fa la forza. Voi vi siete fusi, siete diventati più forti? Siamo diventati sicuramente più forti e facciamo diventare più forti anche i nostri soci, i nostri agricoltori. Ma state guardando anche qualche altra fusione? E le collaborazioni con tutti gli altri consorzi del Veneto sono molto strette. Io sono anche direttore del Consorzio Difesa del Veneto, il mio presidente lo è a livello di presidente, quindi noi stiamo cercando sempre di più sinergie a livello regionale e non solo. Il nostro fondo, che va anche al Friuli Venezia Giulia, è un esempio di superamento dei confini tradizionali. Va bene, ringraziamo il direttore Filippo Codato. Adesso l'ultima parola, come sempre, visto che si parla di proverbi, va al nostro Aldo Cescon, ai suoi proverbi e soprattutto gli attrezzi storici della nostra agricoltura, e noi ci vediamo la prossima settimana. Buongiorno signori, qua piove, sono qua in officina che metto a posto e metatale, guarda qua che bella seminatrice che ho dato a roba perché non c'è a pitarli, guarda che robetta, va dentro il granco, il cucciarin, la gira, c'ho ieri altro che aveva da venire uno semenar, che aveva da venire che altro, finché se ne tome da mio amico Franco un musso che tira fuori questa seminatrice qua e che abbiamo fatto un capolavoro. Addirittura con gli animi mette a campo che ti piova, che ho detto il musso, ascolta che dobbiamo che te cambi marcia e ora io testa bassa e bianca che abbiamo fatto un bel lavoro. È il Senato che è un spettacolo. Però cosa fuori i curtili da seminare, perché sta primavera è semeno stropacui, perché i stropacui ha due vitamine importanti. Una è vitamina C e una vitamina I, a C a conosci, la vitamina I è una vitamina che col tempo, mangiando ne 5 sia al giorno, te cava via la fame da torno. Cosa voglio che vi dica, non so neanche a me cosa inventarmi, ho convenzionato a vendere la soia e mi ha detto che aval, sì e 7 euro manco dell'anno passato. E perché? Perché tranquillo dell'America qui che aveva i russi che ha fatto baruffo a qua Cina. Cosa c'entra la soia qua Cina e con Trump? Niente da fare ciò. E poi ho sentito dire che ha messo anche i dassi sui salati, sulle soppresse, sui prosciutti, sul formaio. A me pare tornare in Dio quando che ero sbocciaura che andava all'asilo, che come nonno andavamo a pagare i dassi e poco poi il proseo. Mio nonno mi diceva, ti tasi e ascolta.
E ora mio nonno dava solo un porseo. Quando che veniva a casa della zio, non so come mai, ma mi cattava 4 ricci sulla toia, non ero buon capito come mai che gli era 4 ricci. E con questo vorrei salutarvi, ma prima di salutarvi voglio ricordarvi che l'11 di San Martino, e che una volta che era la trasumanza di Mesadri, una roba veramente brutta, vi lo dico di cuore perché mio nonno l'ha fatta 4 volte, mio papà 3 volte, e una che ho fatto ora vedere anche a me. Vi saluto signori, state bene, che Dio vi manda buona, basta che non sia brustolata come una castagna. Arrivederci, tanta salute a tutti. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.